un occhio al cronometro da parte del direttore di gara. Si può partire, inizia in questo momento Virtus Stella Azzurra, Cisco Roma con i secondi in possesso di palla. Subito il lancio. Questa zona di sole per la nostra telecamera dietro la porta di Alessandro Imparato. Cercheremo di fare il meglio possibile. Costi, Becchi, ancora da Costi, Pio. Circolare il pallone nella Stella Azzurra, Becchi, Pio. Adesso ha un po' di spazio per salire il numero 4, la sterzata e poi si rappoggia da Angilletta. Si muove bene Costi che ce l'ha sul destro, la conclusione, palla che rimane lì. Manni in qualche modo allontana la minaccia. Rimessa laterale che è praticamente un calcio d'angolo per, anzi proprio calcio d'angolo per la Stella Azzurra. Battuto corto, Becchi, il tacco per Costi che la rimette dentro, non c'è deviazione. Rimessa laterale dall'altra parte, stavolta per la Cisco Roma. Curro, Sereni, Boni, Saddemi, toccò indietro ancora per Boni, quindi Curro, il capitano, si riappoggia da Saddemi che fa salire un pochino la Cisco. Sereni, Boni, il passaggio adesso in verticale per Saddemi, la sterzata del numero 10, si riappoggia da Sereni, pallone in verticale per Boni che si era sganciato, si ritorna da Curro. Saddemi, pallone dentro, filtra, ma c'è Imparato che blocca, rilancia dall'altra parte Becchi, fatto un corridoio centrale per Pio, troppo forte il suo servizio però per il numero 4, palla che si spegne in out dopo il tocco di Pio, rimessa laterale già battuta dalla Cisco. Boni, Curro, Sereni, ancora Curro, Saddemi, si riappoggia da Curro, Boni, lo marca stretto Costi e lo costringe al retropassaggio le parti di Manni. Curro, Boni, questo è un po' di studio questo tra le due squadre. Saddemi per rifarla passare sotto le gambe di Becchi, non ci riesce ma riesce comunque poi a far prevenire il pallone dalle parti di Sereni. È l'ultimo a toccare, rimessa per la Virtus Stella Azzurra, Angilletta, Costi, partito Costi, pallone centrale per Pio, spalla alla porta, deve girarsi in qualche modo, perde il contatto con la sfera, l'ultimo a toccare è proprio lui, rimessa Cisco, già battuta da Sereni. Curro, ancora da Sereni. Curro, si appoggia da Boni, e prova a passare su Angilletta, buona guardia numero 5, che mette in out. Dietro, grazie. Un passo dietro. Curro, tocco corto con Saddemi, ancora rimessa laterale per la Cisco Roma. Curro, la conclusione del numero 5, dovevo sveltire la manovra che stava arrivando Becchi. Quinta rimessa laterale consecutiva dal lato del campo per la Cisco Roma, stavolta si va all'indietro da Curro, preferisce riappoggiarsi da Manni e ancora il numero 5, Sereni, Curro, Boni, movimento in verticale da parte di Sereni, messo fallo però sul numero 11 secondo i direttori di gara, calcio di punizione per la Cisco Roma. Quarto minuto di gioco, ancora 0-0 tra Virtus Stella Azzurra e Cisco Roma, una delle match più interessanti sicuramente della giornata, per i motivi prima detti, anche una questione di classifica. Calcio di punizione dunque per la Cisco con Curro sul punto di battuta, sistema la barriera Imparato, Boni sul secondo palo. Corsa lunga di Curro, la conclusione è uno schema, palla dentro, poi Boni con il destro, alza troppo la traiettoria, questa è la prima vera occasione della gara, capitale sui piedi del numero 7, Angilletta.
Becchi, coperto bene il numero 23 Costi. Pazienza della Stella Azzurra, posizione della manovra. Costi ancora, si stacca Angilletta, la palla è per lui, ancora da Costi. Centrale per Becchi, attaccato subito, riesce a passare su due. Becchi torna però Sereni, ma commettendo fallo secondo il direttore di gara. Ha rischiato molto qui Daniele Becchi. Sua fortuna. Abile ha concesso calcio di punizione, già battuto da Angilletta. Costi si stacca ancora Angilletta, da lì potrebbe calciare, preferisce la palla per Becchi con il destro, apre troppo la traiettoria, palla sul fondo. E primo squillo anche della Stella Azzurra in attacco, dopo il tiro di Boni dall'altra parte. Currò, Sereni, ancora Currò, Saddemi, Sereni, due grandi protagonisti della scorsa stagione della Cisco, e come detto a portare a vincere la Coppa di C2 contro la Pisana Calciotto. Entrambi hanno segnato anche nella finale. Rimessa laterale per la Cisco, lasciato da Boni a Currò, di ritorno ancora per il numero 7 che deve lottare contro Pio. Semplice rimessa laterale per la Cisco. Sesto minuto di gioco, Currò pronto per battere la palla tesa dentro, deviata da Becchi, calcio d'angolo per la Cisco. Ancora Currò ad incaricarsi della battuta del corner, si muove Boni, la palla invece è rimorchio per il destro al volo da parte di Sereni, deviato, può ripartire Becchi dall'altra parte, è un 2 contro 2, la palla per Costi, tu per tu con Manni, Costi con il destro, porta in vantaggio la Virtus Stella Azzurra, 1-0. Gran giocata del numero 10, superato Manni, la tifoseria alle sue spalle per il vantaggio dei suoi. Virtus Stella Azzurra 1, Cisco Roma 0. Dopo 7 minuti di gioco. Grazie, la metà campo vostra. Grazie. Grazie. Dentro Ciufoletti nella Cisco. Currò. Saddemi. Ancora si appoggia da Currò il numero 10. Saddemi. Ciufoletti. Sereni la mette giù, si appoggia da Currò. Sereni. Ad accentrarsi il numero 11, ottima la copertura ancora di Costi. Riesce anche a ordinare una rimessa laterale. In favore della Virtus Stella Azzurra. Sarà proprio lui a batterla, l'autore del gol dell'1-0 Angilletta. Ancora il numero 5, Pio. Incontro alla palla, si rappoggia da Angilletta, pallone laterale, ottimo servizio in verticale per Pio, messa dentro per Hanut, sbaglia il servizio Pio. Azione ben congegnata dalla squadra allenata dal duo Beccaccioli di Mito. Saddemi, Currò, Sereni scende, si va da Saddemi, ancora Sereni. Currò vede il taglio di Sereni che la mette giù molto elegantemente, però a superare Hanut non ci riesce, allontana la minaccia al numero 20, la palla non è uscita e ricomincia l'azione di Ciufoletti. Ciufoletti, Currò, Sereni, Currò, Saddemi, mentre il numero 10 che rischia qualcosina, gliela sporcano e l'ultimo a toccare è proprio il numero 10. Gran lavoro qui da parte di Hanut. Angilletta, Hanut, pallone di prima dall'altra parte per Costi che ha fermato la corsa, il pallone è troppo lungo per il numero 10 Persigni, anche lui è entrato nella Cisco. Saddemi, proprio da Persigni, Sereni, Ciufoletti, apertura dall'altra parte, passaggio folle da parte di Ciufoletti, una bordata verso
Saddemi decisamente instoppabile questo pallone da parte del numero 10. Costi, Hanut, Rossi, in questo momento nella Virtus Stella Azzurra, ancora Rossi, Hanut prova a recuperare questo pallone, è entrato anche Alfonso, eccolo che tocca qui il suo primo pallone. La rimessa laterale in zona offensiva per la Virtus, Costi con Rossi che gioca ultimo, Alfonso e Costi laterali, Hanut sembra giocare davanti, in questo momento Rossi gioca corto, non è messo dentro, schizza fuori per Rossi, gran passaggio per la conclusione con il mancino da parte di Alfonso sul fondo. Ancora una grande occasione per la Virtus al 11° minuto di gioco, rischiato di fare il 2-0 Alfonso, ottimo intervento da parte di Manni, ma calcio d'angolo per la Virtus, pallone di rimorchio ancora per Alfonso che aveva troppo il mancino, Rossi con il destro, una deviazione e calcio d'angolo, Virtus pericolosa negli ultimi 5 minuti, ancora un calcio d'angolo, stavolta dall'altra parte, Rossi, pallone a rimorchio per Costi, cerca ancora Alfonso, pallone sporcato, la rimessa ancora per la Virtus Stella Azzurra, falta Alfonso, se lo incarica la squadra di Mito Beccaccioli, passaggio stretto per Costi che va alla conclusione, recupera Rossi, ancora Alfonsi, Costi si rappoggia da imparato, si ricomincia dal numero 1, Costi l'attaccato subito da Saddemi, altissima la pressione della Cisco che costringe la Virtus a spiegare questo pallone, Tersigni si alza repentinamente il ritmo della gara, fuori Saddemi, dentro Badaracco, Ciufoletti, Tersigni, palla in verticale, Rossi in scivolata, non riesce a metterla fuori, recupera Sereni, attaccato poi da 2 giocatori, è lui l'ultimo a toccare, la rimessa per la Virtus. Rossi, Alfonsi, si appoggia da Hanut, le finte del numero 20 che vuole scivolare sull'out di destra, rientra, incrocia con il mancino, Manni senza problemi, Sereni, Tersigni, Ciufoletti, Badaracco, Sereni, adesso Ciufoletti, Tersigni, scivola il pallone dalla suola di Ciufoletti, ma c'è comunque Sereni che però perde un pallone, lo perde anche Rossi, per fortuna della Cisco, erano ripartiti in 2, Alfonsi e Rossi. Ciufoletti, Sereni, Tersigni, bloccato da Hanut ancora, una gran partita, il numero 20, Tersigni, Ciufoletti, Badaracco si appoggia ancora da Tersigni, all'indietro per Badaracco, si sgancia Sereni, Ciufoletti, lascia lì per Sereni, pallone laterale per Badaracco che lo rimette nella zona centrale di campo, dove c'è Ciufoletti che sbaglia, possono ripartire in 3 contro 2, dall'altra parte la Virtus Stella Azzurra messa dentro per Rossi, sbaglia tutto Hanut, ancora una grande occasione, superiorità numerica della Virtus. 15°, 1-0 per la Virtus, in questo momento supererebbe in classifica proprio la Cisco, salirebbe a 9 punti, lasciando la Cisco a 7. Pio, Hanut vuole scambiare con Rossi, molto forte il suo servizio, Rossi non riesce ad agganciare, deve regalare il possesso agli avversari. Fuori Sereni, dentro Boni nella Cisco Roma, Badaracco. Cambiato tutto il quintetto, è rientrato anche Saddemi, ancora un pallone recuperato da Rossi che preferisce perdere qualche metro ma appoggiarsi da Hanut in una zona un po' più libera di campo. Rossi, Alfonsi, Rossi, Hanut, dall'altra parte per Pio, non passa il suo pallone, c'è fallo sul numero 4.
se non mi fa entrare. Posso entrare? Alfonsi, Hanut, ancora Alfonsi, la pressione da parte di Badaracco, Hanut rischia di perdere il pallone, anzi lo perde perché riparte dall'altra parte Boni, palla messa dall'altra parte per Sereni che non aggancia, pardon, per Badaracco che non aggancia. Rischio qui, la Virtus, rabbia di Mito, calcio d'angolo per la Cisco. Palla limite per Sereni che l'aggancia in un modo strano ma comunque riesce a tenerla sul terreno di gioco, anzi no, la palla è uscita. Non è riuscito Saddemi a tenerla in campo, rimessa già battuta da Alfonsi per Rossi. Hanut, Rossi. Hanut, Alfonsi, Pio, Rossi, la pressione ancora della Cisco per recuperare questo pallone. Hanut dialoga con Pio, non si chiude il triangolo, dall'altra parte Saddemi è rimasto a terra. Boni, l'arbitro fischia il calcio di punizione, volevano il vantaggio dalla panchina della Cisco Roma. Arbitro, se fischia è giallo. Era in porta Saddemi. L'arbitro ha fischiato il calcio di punizione, non ha lasciato il vantaggio alla Cisco Roma. Era una super occasione per 1-0. Boni in verticale ancora per Saddemi che non aggancia, è lui l'ultimo a toccare. Rimessa dal fondo per la Virtus Stella Azzurra, imparato da Alfonsi. Vieni, siamo lunghi. Rossi, Hanut, intercetta Terzegni. Rossi, Alfonso, Pio, Hanut, Rossi, ancora Alfonso da Rossi, sgancia Hanut, rischia di recuperare qui Terzigni che perde un pallone velenoso. Alfonso in qualche modo si salva la Virtus, concedendo però la rimessa alla Cisco. Boni si avvicina a Badaracco, non ha spazio per il tiro, lascia ancora per Boni, ma c'è Hanut più attento che si esce a servire Rossi al centro dell'area di rigore. Dialogano Alfonso e Pio, intercetta Terzigni, palla che dopo un paio di rimpalli termina e si spegne in out. La rimessa per la Cisco e time out chiamato dalla panchina proprio della Cisco. Piccola pausa per noi. Sì, dovresti, se no gli diamo io, grazie. Si riparte alla Circolo Stella Azzurra, 1-0, ancora il parziale tra la Virtus, padrona di casa, e la Cisco Roma. Il timeout chiamato dalla Cisco per rischiarire le idee. Vediamo l'uscita al minuto di pausa. Costi, Angilletta rientrato, Pio, ancora Angilletta, Costi, Pio, fa scippare il pallone da Boni. La palla ancora per la Stella Azzurra. Costi, Becchi, non trova Angilletta, palla che si spegne in out. Fuori Badaracco, di nuovo in campo Sereni, nella fine della Cisco, è proprio lui a toccare di nuovo Boni. Terzigni si appoggia da Saddemi, larga da Aura Saddemi.
Terzini guadagna una rimessa laterale in zona offensiva quasi all'altezza della bandierina sinistra del campo. Pallone dentro per Boni che si fa scippare il pallone, Pio recupera e lancia Becchi dall'altra parte, provvidenziale intervento da parte di Sereni che salva la Cisco. Terzo contropiede sbagliato dalla Virtus in superiorità numerica. Boni, Sereni, Saddemi da Terzigni, ancora Saddemi, Sereni, Terzigni, Boni. Pazienza della Cisco nella manovra offensiva, alza la parabola Saddemi in direzione di Boni, troppo lungo il servizio del numero 10, rimessa dal fondo per la Virtus, 20esimo, 1-0 per la Virtus Stelazzurra. Angilletta, Pio, larga da Costi, pallone centrale per Becchi in mezzo a due, non riesce a tenerla, recupera Sereni, numero del 11 che poi lancia Saddemi dall'altra parte con la punta. Saddemi la blocca imparato. Angilletta attaccato da Boni e da Saddemi, trova Costi, si ripiazza in difesa la Cisco, sciupa tutto Becchi, rimessa laterale per la Virtus. Angilletta, Costi, Pio, Becchi, buon pallone centrale per Costi che si fa però recuperare il pallone. Sereni non trova Terzigni e può ripartire dall'altra parte Becchi, le finte del numero 23, larga ancora da Costi, ce l'ha sul destro, Costi calcia in porta, deviazione e palla in out. Ancora occasione per la Stelazzurra che punti, sta meritando questo risultato. La conclusione di Angilletta molto alta rispetto alla porta difesa da Mani che va al rinvio per Currò. Sereni, ancora da Currò, Boni, Currò, ora va in verticale da Ciufoletti che non aggancia la sfera con la suola. Deve essere rimesso laterale per la Virtus Stelazzurra. Costi, Vieni con noi Dani, così vediamo che fa. Pio, Angilletta, Tranquillo, si interna con Rossi in questo momento loro di ultimo. Costi, Angilletta ancora, Costi, Pio, le finte del numero 4 che preferisce riappoggiarsi da Costi, largo da Angilletta che adesso si sposta al laterale sinistro, rimane Costi da ultimo per scambiarsi la posizione. Costi, Sei da solo? prolungata manovra della Virtus che fa uscire fuori la Costi, ce l'ha sul destro, Costi ancora! La doppietta del numero 10, 2-0 della Virtus Stelazzurra. Con pazienza la Virtus nella manovra fa uscire fuori la difesa della Cisco e poi colpisce ancora Costi, 2-0 quando siamo al 22esimo del primo tempo. Praticamente azione identica a quella del primo gol. Currò, Sereni, Currò, alza il pallone Sereni, brutta palla del numero 11 per Ciufoletti, recupera Pio, calcio di punizione per la Virtus Stelazzurra. Quando entra anche Di Pascasio nella Virtus. Angilletta, Costi, eccolo Di Pascasio che gioca il suo primo pallone. Angilletta, Becchi, Di Pascasio, Angilletta, Costi, Angilletta, quello che può partire Becchi, pallone laterale per Di Pascasio, sbaglia il numero 23, ma ancora pericolosa la Virtus. Badaracco, Currò, Saddemi, è rientrato anche il numero 10, adesso più che mai serve la sua classe in campo. Alla Cisco Roma non riesce a tenerla in campo Becchi, rimessa tra le zone offensiva per la Cisco Roma, proprio Saddemi sul punto di battuta lascia per Currò, il suo destro a cercare il secondo palo, c'è Angilletta sulla traiettoria che poi fa partire dall'altra parte Di Pascasio, ce l'ha sul mancino la girata del numero 9 che sbaglia tutto, recupera Manni, Currò, adesso squadre lunghe, Currò in mezzo a due, deve fermarsi e riappoggiarsi da Saddemi. Badaracco,
Saddemi, Currò, Ciufoletti attaccato da Angilletta, rientra e trova dall'altra parte solamente Costi, che alza un palleggio, allontana la palla, 2 contro 3 adesso della Virtus Stella Azzurra. Angilletta ferma l'azione e serve dall'altra parte Costi, eccolo ancora Angilletta, potrebbe calciare, colpisce male il numero 5 e poi lascia il posto a Rossi. C'è forse stata una deviazione sul tiro di Angilletta, infatti è calcio d'angolo per la Virtus Stella Azzurra, con Rossi che va a battere il corner per i suoi. Costi, Di Pascasio, Becchi e Rossi, questo è il quintetto con imparato in porta per la Stella Azzurra. Rossi al corner, con Beccazzoli che molto lentamente attraversa il campo. Ce ne siamo accorti sinceramente, potrebbe essere anche stato espulso co-mister della Stella Azzurra assieme ad Andrea Di Mito. Rossi, battuta a rimorchio per Costi, che stavolta non trova la porta. Manni al rinvio veloce dalle parti di Saddemi, ancora Costi con il petto, riesce ad intercettare e partire dall'altra parte. Costi con il destro sul fondo. Badaracco. Soffrendo adesso la Cisco, le iniziative della Stella Azzurra. Ciufoletti in verticale per Saddemi, prova a non dialogare i due, interventi in scivolata da parte di Costi, che ha subito il fallo di Ciufoletti, che è il quinto fallo della Cisco Roma. Prossima infrazione, tiro libero per la Virtus Stella Azzurra, sopra di 2 gol quando siamo quasi alla fine del primo tempo qui alla Circolo Stella Azzurra. Rossi, Costi, cerca il pallone di ritorno proprio per il numero 6, Ciufoletti però a frapporsi tra Rossi e il pallone. Manni con le mani, Currò, Ciufoletti, si accentra il numero 9, pallone allargato poi dalle parti di Badaracco che sbaglia il tocco con l'esterno del piede destro. Costi dall'altra parte per Rossi, aggancio, non tiene in campo Tommaso Rossi, rimessa laterale per la Cisco. Currò, Saddemi, prova a scivolare sull'out di sinistra, tenuto a bada dall'altro numero 10 Costi, autore dei 2 gol. Pallone dentro, parato in qualche modo, allontana la sfera, allora può ripartire la Virtus tutta dall'altra parte con Di Pascasio che si riappoggia da Becchi. Costi, Di Pascasio, ancora Costi, eccolo il servizio in verticale per Di Pascasio, anticipato da Ciufoletti. Gran lavoro qui del numero 9 che può ripartire, fa ripartire la Cisco Roma. Badaracco allarga per Currò, vicino a lui Saddemi, le finte del 5 che poi calcia in porta, deviata la sua conclusione, rimessa laterale per la Cisco Roma, battuta proprio dal capitano con la maglia numero 5 Manni. Currò, in verticale per Saddemi che deve girarsi contro Rossi, ottimo lavoro del numero 6, la rimessa è per la Virtus. Voleva un fallo Saddemi, sente appoggiato Tommaso Rossi sul numero 10, non mi sembrava potessero esserci gli estremi per un calcio di punizione. Badaracco, Ciufoletti, Currò, allargato ancora per Saddemi che alza la testa, cambia lato di attacco e si riappoggia ancora da Currò. La conclusione della distanza, poche idee per la Cisco in questo tiro, tutto il primo tempo della squadra campione della Coppa di C2 dell'anno scorso. Costi, Anut non trova Pio con la sua verticale. Saddemi, Currò, ancora Saddemi, Boni, Currò, Saddemi, non c'è spazio per le conclusioni dalla distanza. Currò gira su se stesso, si fa scippare però bene il pallone da Anut che parte dall'altra parte, 2 contro 1, Anut con il mancino sopra la traversa.
Ancora un'occasione in contropiede, tante volte si è trovata in superiorità numerica la Virtus Stelazzurra. Un minuto di recupero chiamato dal direttore di gara al termine di questo primo tempo. Calcio d'angolo per la Virtus. Pio Manni la mette in calcio d'angolo. Lasciato totalmente solo di calciare Pio, e si era sganciato sul passaggio di Janut. Calcio d'angolo dall'altra parte. Costi questa volta a batterlo. Pallone a rimorchio per Angilletta, che si rappoggia da imparato. Vicina da Pio, la sua verticale per Anut, ancora Pio, Angilletta, sbaglia tutto qui il numero 5. 45 secondi al termine del primo tempo, 2-0 per la Virtus sulla Cisco fino a questo momento. Boni. Curro. Vede il taglio di Saddemi, gran palla qui del numero 5 Saddemi, linea di fondo, la mette dentro per Curro che sbaglia tutto. E finisce anche il primo tempo su questa conclusione del numero 5. 2-0 per la Virtus, ci sentiamo per la ripresa. Tutto pronto per l'inizio della ripresa al circolo Stella Azzurra di Roma, dove la Virtus è in vantaggio 2-0 sulla Cisco Roma. Al termine del primo tempo si riparte. Becchi, Angilletta. Costi, Di Pascasio, Angilletta, stacca Becchi, gran numero del 23. Cerca un passaggio centrale per Di Pascasio, intercetta Tersegni. Rimessa laterale per la Virtus Stella Azzurra. Becchi. Per batterla si appoggia all'indietro da Angilletta, largo da Costi, viene vicino Becchi, torna da Costi, Di Pascasio. Costi grande protagonista del primo tempo, 2 gol della Virtus, 2 gol di Costi praticamente identici nella loro esecuzione, sempre freddissimo. Contromano il numero 10 Saddemi, Tersegni, Sereni Saddemi. Boni si appoggia da Saddemi, tutto chiuso per il numero 10, cerca un passaggio in verticale per Sereni, comunque una rimessa laterale. Tersegni prova a passare su Costi, ci riesce, palla messa dentro, Costi è attento e mette in calcio d'angolo. Tersegni sul punto di battuta del corner, pallone a rimorchio per Boni, si stacca ancora Sereni, Boni prova il numero 7, linea di fondo, ancora il traversone, ancora deviazione, rimessa laterale, stavolta per la Virtus. Gran lavoro da parte di Pascasio, Angilletta. Costi, mai uscito dal campo. Una maglia numero 10 che sta decidendo questa partita. Becchi, altissima la pressione della Cisco e rischia moltissimo la Virtus. Tutti e quattro i giocatori sopra la linea del centrocampo ad aggredire subito la Virtus. Costi, Angilletta, su di lui Boni, riesce a trovare Becchi sulla sua verticale, poi parte Angilletta, recupera la Cisco, Saddemi potrebbe calciare, le finte del 10 che non passa, ma calcio di punizione guadagnato da Saddemi, posizione interessante. Saddemi e Sereni sul punto di battuta, si allontana Sereni, rimane soltanto il numero 10. Sereni a posizionarsi accanto ad Imparato. Sistema la barriera Imparato, tutta la cura del caso, a disturbare Boni, solo Di Pascasio rimane. Becchi si è staccato, si è messo sul primo palo a difendere contro Sereni. Manca soltanto il fischio da parte del direttore di gara, la rincorsa da parte di Saddemi, forte! Sopra la traversa. Solo troppo la traiettoria al numero 10 della Cisco, Angilletta. Costi, Di Pascasio. Sarà lì mezzo infortunato quest'oggi per la Virtus dell'Azzurra. Ancora la pressione della Cisco che adesso rischia per le finte di Costi, passa, se ne va il numero 10, pallone laterale per Angilletta che rimette dall'altra parte per Tersegni che chiude la linea di passaggio, trovata da Angilletta, guadagna anche una rimessa laterale per i suoi.
Ottimo lavoro da parte del numero 2. Saddemi. Terzigni. Sereni. Saddemi. Boni. Ancora Saddemi. Pazienza, adesso la Cisco. Trova un pallone in verticale per Sereni che si gira. Smorza la conclusione. Primo scudo del numero 11. Niente di che. Nessun problema per Imparato. Costi. Non era partito di Pascasio, o meglio, ha fatto finta di partire. Allora, Costi era andato proprio dal numero 9. Boni. Terzigni. Sereni. Palla di ritorno, linea di fondo per Sereni che non riesce a tenerla sul rettangolo di gioco. Era una buona azione della Cisco. Infortunati però. Imparato. Costi. Terzigni. Boni. Sereni. Saddemi. Terzigni. Ancora Sereni. Boni, ecco la palla in verticale. Di ritorno poi. Chiude ancora Costi. Onnipresente. Sul secondo palo che filtra, accorcia la Cisco con Sereni 2-1. Bravo, è stato noto l'arbitro per un momento. Il gol è valido. Si riporta in partita la Cisco Roma con il gol di Sereni. Costi funzionato. Il pressing asfissiante della Cisco. E adesso si riporta assolutamente in partita, non che fosse mai stata fuori dalla stessa. Non è messo dall'altra parte ancora Sereni, ancora Imparato. Sereni, il palo incredibile, e poi Saddemi non riesce a passare. Errore di Sereni. E la munizione per il numero 11. Super occasione per il numero 11. La Cisco ha rischiato di pareggiare questa partita nel giro di 2 minuti. E invece il calcio di punizione per la Virtus. Una giretta di corsa molto lunga per il numero 5. Parte Angilletta, forte, ma troppo alta. Manni con le mani appoggia per Terzigni, largo da Saddemi, Ciufoletti. Si appoggia ancora da Saddemi, Sereni sul gol e sulla super occasione del pareggio per la Cisco Roma. Sereni ancora. Adesso si è messo a giocare bene la Cisco Roma. Saddemi prova a passare in mezzo a due, non ci riesce. Ancora buon lavoro da parte di Costi. Allora ha Imparato con le mani, si avvicina ancora dalle parti di Costi. Dal lato di attacco va da Pio, cerca un pallone in verticale per Angilletta, recupera bene la difesa della Cisco. E poi si lamenta Terzigni di una gomitata da parte di Pio, la rimessa. Anzi, calcio di punizione per la Cisco Roma. Sereni sul punto di battuta, uno in barriera Pio, posizionato da Imparato con cura, sistema l'unico uomo della barriera. Allora arriva il fischio da parte del direttore di gara, rincorsa di Sereni, deviazione, calcio d'angolo. Saddemi, Sereni, Terzigni.
gioca solo una porta adesso Saddemi, le finte del 10 che la mette dentro, imparato in qualche modo allontana il numero poi di Angilletta che pulisce l'area di rigore e trova Costi. Ultima è però di Sereni, gran lavoro di Angilletta qua, provvidenziale il numero 5 in questa occasione. Rimessa laterale per la Virtus Stella Azzurra, Costi va da Pio, Costi, movimento da parte di Hanut non visto, ora si riparte ancora da Costi, Angilletta viene incontro, tutto chiuso, il 5 Pio, la Cisco costringe la Virtus a perdere questo pallone, recupera squadra ospite, Sereni, Tersini, largo da Saddemi, ancora le finte, stavolta passa con il mancino imparato e riparte dall'altra parte la Virtus dell'Azzurra, sbilanciata neanche troppo la Cisco, che erano comunque rimasti in 3 giocatori sotto la linea del pallone. Adesso sta giocando bene la Cisco Roma, sta girando poco e producendo tanto. Saddemi, Sereni, Saddemi, giocare bene il pallone a Cisco con la Virtus che aspetta. Saddemi non passa, l'ultimo tocco è di Costi, anzi l'ultimo tocco è proprio di Saddemi, è rimessa laterale per la Virtus Stella Azzurra, 9 minuto del secondo tempo, 2-1 il parziale alla Stella Azzurra tra la Virtus Stella Azzurra e la Cisco Roma, accorciato Sereni nella ripresa. Dopo i 2 gol di Costi nel primo tempo, Costi doppia finta, tripla finta del numero 10 che non trova poi dall'altra parte un compagno, recupera la Cisco Roma che può partire dall'altra parte, Ciufoletti la alza per Tersini, pallone di ritorno, Ciufoletti non supera, imparato, la palla non è uscita, adesso squadre molto lunghe, le finte ancora da parte di Hanut, non riesce a passare su Ciufoletti, serie di rimpalli, la palla che rimane lì e poi il calcio di punizione fischiato alla Virtus per il fallo di Ciufoletti su Costi. Va a riprendere la sua posizione in campo. È stato anche Rossi, rientrato anche Rossi nella Virtus Stella Azzurra. Eccolo sul punto di battuta di questo calcio di punizione. Sbaglia Costi, regala il possesso agli avversari, Sereni. A battere questa rimessa, rientra anche Boni, è uscito Saddemi. Tersini, Boni, eccolo lui, può partire Boni a spazio dalla marcata laterale, chiuso poi sul raddoppio, rimessa laterale già battuta, Ciufoletti si appoggia ancora da Sereni, ce l'ha sul mancino, la conclusione del numero 11 deviata in calcio d'angolo, lo stesso numero 11 ad incaricarsene, torna indietro da Tersini, Ciufoletti al centro del campo, cercano un passaggio in verticale, le finte del numero 9 un po' lento, riesce comunque a trovare Sereni dall'altra parte, raddoppiato il numero 11, l'ultimo tocco è di Costi, la rimessa è per la Cisco Roma, Ciufoletti, ci sarebbe Boni al centro, preferisce andare da Sereni, adesso Boni, Tersini, Boni, Ciufoletti, in qualche modo riesce a trovare Tersini, la conclusione di azione, schema numero 7, Sereni, vedremo cosa sarà e se riuscirà alla Cisco Roma. Sereni dalla bandierina, Tersini, Ciufoletti se la sposta sul mancino, poi la mette dentro, forte e tesa, la blocca imparato. Costi, Rossi, Alfonso, Pio, Hanut, under 21 in questo momento in campo, normalmente limito Bruni fra i pali, oggi under 21 è un giocatore di movimento, adesso può partire Pio, finisce a terra, un giocatore della Cisco, Pio potrebbe calciare da quella posizione, ma molto lento, Pio, la palla rimane lì, poi Rossi con il destro, 3-1 della Virtus Stella Azzurra. Tommaso Rossi per il nuovo doppio vantaggio della Virtus, si è ritrovata lì, situazione un po' confusa, difensiva della Cisco Roma, ha capito poco, è rimasto a terra un giocatore in maglia bianca, l'arbitro ha lasciato continuare, la Virtus è andata in porta. Si riporta sopra di 2 gol la squadra di Beccaccioli di Mito. Sereni,
Sereni ancora, Tersigni, Curro, ecco rientrato il capitano della Cisco, gran palla dentro per Sereni che la aggancia in qualche modo, prova a rimetterla dentro. Gran giocata qui di Sereni. Alfonso, partita che si infiamma come a metà del primo tempo anche nel secondo tempo, sbaglia l'appoggio Becchi per Rossi e poi si riscambiano le posizioni. Tersigni, Sereni, Tersigni, Curro, il passaggio numero 5, eccola la pressione da parte di Pascasio che costringe Curro a riappoggiarsi da Manni. Boni, Sereni, primo gol in campionato per Rossi, gol importantissimo in questo momento. Sereni, Boni, c'è stata una linea di passaggio verticale per Sereni che aggancia, trova ancora Tersigni, palla dentro, Boni non riesce a trovare Sereni, recupera Costi che poi, pardon, Alfonso che poi parte a gran velocità dall'altra parte, subisce anche il fallo da parte di Boni e calcio di punizione per la Virtus Stella Azzurra. Rossi, Di Pascasio, Alfonso, ancora Rossi, l'autore del gol del 3-1, Becchi, Rossi, Di Pascasio, circolazione della Stella Azzurra che deve uscire dalla gabbia, i giocatori con la maglia bianca, una uscita qui dal pressing, pallone in verticale per Alfonso, Alfonso in scivolata, chiude Boni. Poi Sereni dentro Saddemi nella Cisco, sotto i 2 gol, quinto fallo della Cisco Roma ancora. Adesso 15 minuti di gioco, poter spendere un fallo, situazione di comunque doppio svantaggio, situazione molto delicata per la Cisco Roma. E ovviamente la Virtus deve essere brava a gestire la situazione. Di Pascasio non si gira, Manni la blocca. Curro, può partire Tersigni, aspetta la Stella Azzurra adesso giustamente. Di Pascasio anticipa, mette in out, rimessa laterale per la Cisco Roma. Saddemi sbaglia tutto il numero 10, ora ripartono in 3 della Virtus dall'altra parte. Di Pascasio allarga per Rossi che sbaglia il controllo, prova a recuperarla, non ci riesce, guadagna una rimessa laterale perché la palla è rimasta in campo. Alfonso, conclusione del numero 11, murato da Curro, Saddemi dall'altra parte, Di Pascasio gliela ruba, ma Saddemi riesce a tenerla, passa anche sul secondo, Saddemi, le finte del numero 10, Rossi sulla traiettoria, che agguanta la sfera a far ripartire 3 contro 2, la Virtus Stella Azzurra dall'altra parte, allarga Di Pascasio per Alfonso, esce Manni con i piedi e chiude, 2 contro 1 dall'altra parte, stavolta con Boni, non passa su Becchi, ottimo lavoro da parte del numero 23, è ripartito Rossi dall'altra parte, un giocatore della Cisco a terra, Rossi allarga, Rossi ancora, la conclusione, deviata calcio d'angolo, minuto di fuoco alla Stella Azzurra, ma si rimane sul 3-1. Calcio d'angolo per la squadra di casa, Rossi ha avuto un'altra grande occasione, Becchi con il destro, da dimenticare la sua conclusione, Manni, Tersigni, Curro, Tersigni ancora, si appoggia da Curro, si muove davanti, pivot Curro, passaggio per Badaracco, Saddemi, Curro, ricambia lato di attacco per Saddemi, le finte del numero 10, deve riappoggiarsi perché non c'è spazio, Curro ci prova dalla distanza, un po' di velleità di trovare la porta, per la verità. Tersigni, anticipato Curro, ancora Tersigni, trova un buon passaggio in verticale per Saddemi che si gira, trattenuta la sua maglia, calcio di punizione dal limite. Gran giocata di Saddemi, guadagna un calcio di punizione, la punizione è molto interessante. Curro va a volersi incaricare della battuta.
qua si allontana, rimane soltanto Ciufoletti, 2 in barriera per Imparato, Angiletta sul secondo palo, parte Ciufoletti, Imparato, un miracolo! Super parata, distinto, riflesso di pancia di Imparato, calcio d'angolo poi battuto, chiede un tocco di mano, l'arbitro non sembra aver visto, sinceramente neanche io dalla mia postazione. Costi per la rimessa, si salva la Virtus, che parata di Imparato, salvato i suoi. Il 3-2 sarebbe stato comunque delicato poi da gestire. Ciufoletti, Badaracco, Saddemi, si appoggia al suo numero 6, la larga da Curro, a colloquio di mito con il direttore di gara. Curro riallarga ancora per Saddemi, punta Angilletta, prova a mettere dentro, sbaglia tutto, 2 contro 2 dall'altra parte della Virtus, è partito Costi, Costi prova a mettere dentro per Becchi, deviazione. Dai, non è finita! Oh! Il laterale per la Cisco, pallone a rimorchio per Angilletta che prova dalla distanza in scivolata, allontana la retroguardia avversaria, ancora Costi, Angilletta, Becchi, Dai, attaccati di più, dai! Costi, rischia qui un passaggio per Mariani appena entrato. Gioca i suoi primi minuti di gara, l'ex Lido. Curro. Badaracco si sgancia, è un lavoro di Becchi che chiude il numero 6. In out, rimessa laterale per la Cisco, 20 sul cronometro, 3-1 per la Virtus Stella Azzurra. Curro. Becchi tutto solo, si ferma il numero 23, aspetta l'arrivo di Mariani che parte, troppo lungo il servizio per l'8. Manni con le mani, già rimessa in gioco per Sereni. Badaracco, Ciufoletti, in verticale da Sereni, non c'è spazio, deve riappoggiarsi da Badaracco, largo da Curro, servizio per Sereni, che cerca ancora Ciufoletti, messo a terra Daniele Becchi. È il sesto fallo. Si è spinto, ma dove hai visto la spinta? E la Cisco Roma, è tiro libero per la Virtus Stella Azzurra, Angilletta si incaricherà della battuta. Angilletta contro Manni per il 4-1 della Virtus, chiuderebbe i conti, non può più spendere falli la Cisco, è sotto di 2 gol, abbiamo detto prima, sezione molto complicata da gestire. La rincorsa lunghissima da parte di Angilletta, potente, ci arriva Manni, va pure a sbattere sul palo. Dai, raga, dai, oh, manca 10, Il riflesso, battuta rasoterra da parte di Angilletta, comunque calcio d'angolo per la Stella Azzurra. Mariani, spalle alla porta, si appoggia ancora fuori da Angilletta, alta. Curro. Ciufolini. Ciufoletti si appoggia da Curro sul pressing di Anut. Angilletta. Costi. Angilletta ancora. Si stacca Mariani che scende, poi si torna da Angilletta, Costi. Sua velocità, è partito il numero 10, trova un corridoio per Mariani con la punta, la blocca Manni comodamente. Curro. Sereni. Curro, larga ancora da Badaracco, attaccato ora da Anut che gli toglie il pallone, messa per la Cisco, 8 alla fine. Curro. Sereni. Riallarga per Badaracco, movimento in avanti di Ciufoletti, non aggancia questo pallone che termina in fondo, rimessa per la Virtus Stella Azzurra, Imparato. Costi. Angilletta. Anut. Angilletta ancora, attaccato da Ciufoletti, trova Costi, Angilletta, perdono. Mariani.
Costi, Prima, dai! Hanut. Deve uscire dal pressing la Stella Azzurra, Angilletta con pazienza adesso. Squadra di casa, Mariani. Ecco Simo, allarga il gioco, vieni, allarga, vieni! Angilletta, Vieni qua ancora, guarda Stefano. Hanut. Riesce a trovare Mariani, si gira Mariani! Manni con i pugni allontana. Primo squillo del bomber Mariani. La palla non è uscita, Sereni. Sereni ancora, sempre 3-1 per la Virtus Stella Azzurra. Ciufoletti trova dall'altra parte Curro, troppo lungo il suo passaggio. Non capisco perché sono a loro. Che non ho capito. Oh, ma siamo là, oh, ma sei uomo vero. Ha chiamato 3. Va bene Marco, ho capito. Rischia di concedere una rimessa laterale Sereni, arriva Manni con lui, sventa questa possibilità. Boni di prima per Ciufoletti, Curro con il tacco, Curro per Boni. Ciufoletti in mezzo a 3, non passa a sbattere contro la muraglia della Virtus. Sereni la tiene in campo, Curro. Ciufoletti attaccato da Hanut, un lavoro da parte del numero 20, sta giocando una grande partita, ha messo a terra Boni con un fallo da parte di Angilletta, calcio di punizione per la Cisco Roma. Quindi sono Angilletta. Ancora posizionamento della barriera da parte di Imparato, che ha giocato una partita meravigliosa. Poco chiamato in casa, ma nelle volte in cui lo è stato assolutamente decisivo. Il numero 1 della Virtus Stella Azzurra, Curro e Ciufoletti sul punto di battuta di questo calcio di punizione con Mariani e Hanut posizionati in barriera da Imparato. Il secondo palo Boni. Vediamo chi va. Ciufoletti con il destro, la blocca addirittura Imparato. Hanut, linea di fondo, non c'è nessuno sul secondo palo. Mariani ha fatto un movimento a venire incontro. Oh, escono col portiere, andiamo su, Stefano, Simo. Maglia col buco, andiamo su, Boni. Recupera qui la Virtus, passaggio in verticale di Mariani per Costi, 2 contro 3, palla larga per Hanut che si allunga la palla nel controllo. Mariani all'interno della di rigore si allunga troppo la sfera. Questa ancora non in formissima, Marco Mariani, un po' sulle gambe il numero 8, però in quella zona di campo ha sempre paura. Angilletta con il destro, trova il muro, Bianco davanti alla porta di Manni, guadagna una rimessa laterale in zona offensiva, la Virtus rimane alta. Costi, ancora rimorchio, ancora per Angilletta che non va lontanissimo dal palo stavolta. Ciufoletti, ancora le finte da parte del numero 9 che riallarga per Curro, pensa al tiro il numero 5, rimane sul blocco. Rimessa laterale per la Virtus. Costi, probabilmente il migliore in campo, titolo conteso per quanto mi riguarda con Imparato. Pio, Angilletta, ancora Pio, in verticale per Becchi che riallarga per Pio, potrebbe calciare, palla sulla linea di fondo per Angilletta, dentro ancora per Pio, esce Manni. Costi, il secondo palo si muove Becchi, palla centrale per Pio, un po' all'indietro
il servizio da parte di Costi, che adesso ha alcunissima fretta di velocizzare la manovra della Stella Azzurra. Infatti si rappoggia addirittura da imparato, che va al rinvio lungo, deviazione, poi riesce comunque a trovare Becchi in qualche modo, non la tiene in campo il numero 23, rimessa tra le per la Cisco Roma. Boni, vogliono il giallo per non aver rispettato la distanza nei confronti di Becchi. I ragazzi sulla panchina della Cisco Roma, in campo non protesta nessuno. Curro, Saddemi rientrato, Curro, Ciufoletti, Saddemi lascia lì per Sereni, torna da Boni, Sereni con il portiere di movimento la Cisco, Sereni, Curro, 1 alla fine, 3-1 per la Stella Azzurra. Cisco con 6 falli già raggiunti, il portiere di movimento, l'arbitro concede un calcio di rigore, mi sembra, alla Cisco Roma, messo a terra Boni, l'arbitro concede il calcio di rigore, il rosso per Pio, e il calcio di rigore per la Cisco Roma, quando ne mancano 10 secondi alla fine della gara. La potrebbe riaprire Sereni o Saddemi, uno con il mancino, uno con il destro. Si allontana Saddemi, sarà Sereni ancora contro imparato, l'autore dell'unico gol della Cisco in questo momento della gara. Parte Sereni, non ci arriva imparato, accorcia la Cisco sul finale, ma arriva soprattutto il triplice fischio del direttore di gara. Vince la Virtus Stella Azzurra 3-2 contro la Cisco Roma, sale a 9 punti e supera proprio gli avversari di questo pomeriggio.